Osservando le nuvole, ho affinato la vista. Vorrei metterle dappertutto, berle anche nel bicchiere, a pranzo, a cena, nuvole, nuvole, nuvole. Oh, ragazzi, ma siete già qui? Che sorpresa! Non vi avevo sentito arrivare. Quest'oggi mi sento molto poetica e mi ero immersa in una bella poesia. Capita anche a voi di immergervi in una fiaba, in una poesia? Sono sicura di sì. Beh, ma sapete che giorno è oggi? Indovinate un po'? Lo sapete? Sì, è il 21 di marzo, cioè il primo giorno di primavera, esatto, sì ragazzi, e sapete che è anche un altro giorno speciale? È il giorno mondiale della poesia, sì, allora ho una sorpresa per voi. Venite con me, seguitemi, vi voglio portare in una città incantevole che si chiama Napoli. Sì, dove fanno la pizza buona, esattamente. Perché a Napoli vive un grande poeta ed è il mio amico, il poeta Silvestro. Siete pronti che ve lo presento? Oh, orecchie aperte, eh? Vediamo se è già arrivato. Vediamo un pochino. Vediamo se è arrivato. Eccolo! Ciao Muchina. Ciao Silvestro! Ciao bambini. Ciao! Come state? Noi bene, te? Come va su questa terra ormai mazzattata? Già, Abbiamo fatto del nostro meglio, per dirla così. l'abbiamo combinata grossa. Ci tocca fare il nostro meglio per renderla ancora più meravigliosa, Già, come lo è sempre stata. La terra magica, eh? sì, Adesso vi leggo una poesia. volentieri. Attenzione. Siamo tutte orecchie. Cosa porti, bambino, in quel sacco che tanto brucia e arde? Sono tizzoni di favola già pronti a riattizzarsi. Divamperà un bel fuoco e io ascolterò stelle scricchiolare. Poi la fiamma getterà meraviglia nel mio giardino e io girerò il mondo, tutte le città, in ogni filo d'erba. È bellissima, grazie. Scusa, Sì, ci è piaciuto, sì. speriamo di vederci presto su questa terra bellissima, sempre più bella, perché Già, diventerà il più grande capolavoro che sia mai esistito, che è proprio la terra, il più grande di tutti. è vero. Lo sapete, Voi sapete sempre tutto. Ciao bambini. Ciao. Ciao Muchina. Ciao Silvestro, grazie! Ragazzi, avete capito che cosa ci ha detto il nostro amico Silvestro? La terra in cui viviamo è il posto più meraviglioso del mondo. Anzi, è già il mondo, È il posto meravigliosissimo. E voglio dirvi una cosa, non vi preoccupate in questi giorni, anche se siamo chiusi in casa, vedrete che quando usciremo fuori potremo osservare la vita con occhi nuovi e ci sembrerà tutto una grande, grande e bellissima poesia. E allora, amici miei, buona primavera e buona poesia a tutti! Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. Ma non ci capivo
capisco niente, ma che lingua è? Dai, leggi ancora un po', fai vedere che sei una mucca acculturata. Va bene, guardate anche il vestito che mi hanno detto che va. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte. Ma chi è? È Papà Dante Mucca. No, è Dante Alighieri. Oh, ho capito, mi piace molto.